La strada asfaltata che da Nuoro porta a Orgosolo si interrompe a una quindicina di chilometri dal paese, trasformandosi in una carrareccia a malapena praticabile. Questo fatto mi colpisce subito come un'ingiustizia e mi fa apparire Orgosolo innocente e chiara nella nebbia del mattino. La gente di qui ha sempre accolto bene i forestieri, ma oggi l'ospitalità non è più una cosa semplice come in antico. Oggi sotto ogni forestiero si può nascondere un giornalista e la gente di qui è stanca di tutto ciò che i giornalisti hanno scritto su di loro. Anche a Bussarsizio, anche a Fiesole ci sono camionette e carabinieri e si dicono. Anche nelle città del continente avvengono rapine e fatti di sangue, ma a nessuno sembra giusto di incolpare un intero paese, un'intera città delle malefatte dei singoli. Siamo come tutti gli altri e si dicono. Anche qui ci sono i buoni e i cattivi. Orgosolo. Un nome che in Italia si pronuncia sempre Orgosolo. Fatto sintomatico che denuncia una differenza profonda di linguaggio e che spiega tante incomprensioni. Fino a che si continuerà a dire Orgosolo, Orgosolo continuerà ad essere uno dei paesi più soli, più lontani, più isolati d'Italia. Una delle accuse più frequenti che si muovono agli orgolesi è quella di non voler collaborare con la giustizia. Se viene commesso un delitto, nessuno parla. Nel loro secolare, anzi millenario isolamento, essi credono soltanto nella propria legge, la quale purtroppo da secoli, anzi da millenni, non è stata aggiornata. Non parlano, considerano ogni denuncia una delazione e la puniscono col sangue. Se questa vecchia donna avesse parlato, se avesse detto quello che sa, quello che ha visto in tanti anni, beh, lasciamo andare. Anche questi vecchietti certamente la sanno lunga. Sono depositari di segreti conturbanti. Sono gli archivisti di Orgosolo. Sul loro silenzio si regge l'equilibrio di questo piccolo mondo e loro ne sono consapevoli. Per questo sono così gravi, imperturbabili e continuano la loro eterna partita a carte senza curarsi delle mosche e della frivolezza di noi altri forestieri. In tutta la Sardegna, ma in particolare qui a Orgosolo, la storia si mescola continuamente con la preistoria. In uno stesso individuo coesistono sempre due elementi. Queste vecchie mani che mescolano le carte sanno usare con la stessa perizia il fucile e la pietra. C'è in loro una decadenza che non è soltanto quella dell'età. Non sono più considerati degli eroi, homines valentes. Non hanno più l'ammirazione dei giovani. Credo anzi che i ragazzi di Orgosolo temano soprattutto di poter somigliare un giorno a questi vecchi. In Orgosolo, oltre la scuola elementare, la scuola di avviamento e la scuola media, esiste un istituto professionale per l'industria e per l'artigianato. Una scuola che ha una buona attrezzatura, che si va arricchendo sempre di più, e una popolazione scolastica di circa 50 alunni. Una scuola che risponde alle nuove esigenze di questa popolazione. Lo dimostra il fatto che alcuni degli studenti hanno passato l'età dell'obbligo. Ce n'è uno che ha 34 anni, ce ne sono altri che hanno chi 20, chi 22, chi 24 anni. Ci sono 4 alunni che vengono da un paese abbastanza lontano circa 35 chilometri dal capoluogo, cioè da Nuoro, Dorgali mi pare. 4 ragazzi che pur di frequentare questa scuola di nuovo tipo si sono trasferiti qui ad Orgosolo e si sono organizzati in una stanzetta che è stata messa a loro disposizione. Sentiamo il maggiore di questi giovani. Tu come ti chiami? Aldini Marcello. E frequenti quale anno? Secondo corso. Perché sei venuto qui? Beh, vorrei conseguire così una qualifica di congegnatore meccanico. E questo ti porterebbe a uscire da Dorgali, specializzarti? Sì, certo. Progredire? Sì, vorrei lavorare. E tu? Beh, tu che... Anch'io vorrei qualificarmi come congegnatore meccanico. Come congegnatore sì, meccanico.
Ma tu conosci qualche congegnatore meccanico? Dico, come ti è venuto in mente questo fatto? Beh, ho letto nei giornali che c'era questa scuola e siccome mi piace molto la meccanica ho pensato di poter frequentare. E chi è il capo qui tra voi? È Aldini. Cioè lui? Sì. È il maggiore e voi gli date retta? Beh, insomma, sì. Ma tu sei suo cugino, siete parenti? No. Non siete... Non sei suo parente? No. Però gli date retta lo stesso? Sì. È bravo lui come capo? Sì, Guida bene? Studiate molto qui. sì, E qui vi fate tutto da voi? tutto da noi. Vi cucinate il pranzo, la Sì, cena? tutto. Tutto. E per la biancheria come fate? Beh, per la biancheria ci stiamo attenti e poi la riportiamo in paese. E quante volte andate a Dorgali? Beh, noi si va, non so, ai santi, alle feste natalizie e poi a Pasqua. A Pasqua. E poi per le Sì. vacanze. Beh, auguri. Grazie. Come sono lontani questi ragazzi dal mondo di un vecchio latitante come Ziusini. Sicché lei in carcere non c'è stato. Sì che ci In quei 6 mesi. sono. In mezzo. 6 mesi. Io sono quel libro che hanno fatto. Sì, sì. Sì. Quel libro dei latitanti del 99. Io sono in mezzo. Sono lì. Fotografia anche là. Fotografato anche. C'è la mia fotografia, lo stesso. Sono tutti i latitanti. Sono tutti. Sì. Non tutti no, ma quelli del circolario di Nuoro. E quando lei era latitante in quale zona stava? La zona. veramente. In tanti posti. Chi lo sa? Oggi qua, domani là. Oggi si stava in un posto, non la mano nell'altro. Dopo la soluzione poi è tornato qui, a casa. Ero ritornato, ma poi c'erano altri miscugli in mezzo e sono stato 10 anni in carcere. Naturalmente, come tutti gli altri, non ammette la propria colpevolezza. È stato un errore, c'erano altri miscugli, dice. Innocente come un bambino, dopo 10 anni, torna ad Orgosolo. Gli ho fatta la reclusione di Pallanza. 10 anni sono lunghi, La prigione? Senta, e dopo questi 10 anni di carcere lei che cosa ha fatto? Sono ritornato in libertà. E l'imputazione che cosa era quando è stato Una assolto? rivolta di carabinieri. Sì, sotto il paese, al fiume. Come passavano due, avevano un paio di buoi rubati. Fanno pare con due carabinieri. Il 14 di agosto del 95 venivano con questi buoi, fanno pare con i carabinieri, danno il fuoco e ne feriscono uno dei lati. Come- L'hanno preso anche perché... Questo non ha detto chi era il compagno, ha parlato che era io e un altro. Ha parlato del compagno a cui era lì. Il compagno non l'ha parlato di cannolato, questo, non ha c'è. detto, ne ha parlato due innocenti. Nei periodi di reclusione, Ziusini ha viaggiato, è stato a Pallanza, sul lago di Como, e ha avuto anche modo di fare qualche lettura edificante. La città di Pallanza, la reclusione. Era lì, per la reclusione. era condannato là. Cioè, sarà sì. Allora a Pallanza, al lago Maggiore lo sa, è al lago del Como è stato. Quel ramo del lago del Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti. Si rammenta questo? Sì, Ha letto l'ho letto, sì. come si sposa? Sì. Sulla facciata di questa chiesa sta scritto il nome di un commissario indesiderato. Ma un tempo le fazioni avverse solevano scrivere a grandi lettere i nomi dei nemici che avevano deciso di uccidere sulla bianca facciata di quest'altra chiesa, che perciò si chiama della disamistade, che vuol dire inimicizia e vendetta. Se si raschiassero le successive mani di calce, i nomi dei morti riaffiorerebbero come in un vecchio palinsesto. Un antico lamento funebre dice: Sas lacrimas a nois lassade, a bois su piantu non cumbeniti, sa mancia che ha fatto a seridade, solo su san benesou tratteniti. Lasciate le lacrime a noi donne, a voi non s'addice il pianto. La macchia che l'uccisore ha fatto alla famiglia, solo il sangue potrà cancellarla.
Questi nomi, legati a storie di sangue e di vendetta, li ritroviamo in gran parte nel piccolo cimitero fatto di croci e di lapidi. Quando in una di queste si legge rapito anzitempo all'affetto, spento nel fiore degli anni, eccetera, si può stare sicuri che fu piombo. Molte di queste scritte convenzionali nascondono lo stesso terribile sottinteso. Evocano tragedie che nessuno ha dimenticato, come per esempio quella di Pasquale Tandeddu e del fratello Pietro. Alle donne è affidato il compito di piangere e di pregare. Dopo le lamentatrici intervengono le prioresse che cantano il rosario. Abbia mia feria in cuore, sia bello in Dio, mia aiutore, mia mentende, la giornata mia festina, gloria Patria, in Figlio e Spirito Santo, in cielo in principio, per sempre, in secula seculorum, amato sempre sia, solo mente, Gesù ed Maria, solo mente, Gesù ed Maria, sempre laudato, Sore nostro Gesù sacramentado, Papa nuestro estás en sus cielos, santificado sea tu nombre tuyo, venga a noi tu regno tuyo, e fatta sia la volontà de tua mente, su héroe a terra nostro e cada día, dainoslo e perdona nuestros pecados nuestros, así comete nosotros, perdonamos los enemigos nuestros, no nos dejes a tentazione, Maria, bella notte, Maria, mentre Deus ti salve Maria, piena de gracia, Signore es con te, benedicta es tu entre todas las feminas, e benedetto es fruto esas entrañas tuas, Santa María, Mamma de Deo, prega pro nobis los pecadores, o mea ora es la morte nostra, mentre. Disamistate significa lotta, inimicizia fra due famiglie o gruppi di famiglie. Una delle disamistadi più famose è stata quella tra i Kossu e i Corraine, che durò dal 1905 al 1927 con innumerevoli fatti di sangue e uccisioni. Battista Corraine, detto Zoeddu, fu al centro della disamistade. Preso dai carabinieri, e pur essendo ammanettato, riuscì a scappare e restò 30 anni alla macchia. Zio Battista. Zio Battista Corraine? Sì, Battista. Giovanni Battista. Ci sono altri Battista nella sua famiglia? No? Solo lei? Sì. Ma i Corraine sono tanti. Sì. È una famiglia importante. Io ne ho sentito parlare fin da quando ero bambino. Sì. Quanti anni ha lei? Quanti anni? Quantos anni? 91. 91. È sempre stato a Orgosolo? Sì, Tutta la vita? tutta la vita. Su monte, su bestiame, In campagna? su campagna, sì. Sulla foresta, lì? Sì. E nel sopramonte anche, no? Anche sopra monte. Abbiamo girato un mese a Sartes, Sì, mentre mangiavo questi pollos, questi maiali. sì. E sono andato più di 30 all'andio, che sono andato fino a su Montesignia, a su Montesiui, a Batterano, a Ossassa, a Orane, a Ustisi, a Medallosa. Ma sempre da queste parti? Sì, sì, andavamo su, barravamo su 2 o 3 mesi, tempo di salame, tornavamo all'Unosti. A pochi passi dal podere di Corraine si radunano altri vecchi, fra cui zio Marrosu Gangas. È un longevo cittadino di Orgosolo. Egli ama definirsi scientificamente raccoglitore di pecore. Ora ha 91 anni e non esercita più, ma ogni tanto fa un viaggio a Nuoro per sollecitare la pensione. In tutta la sua lunga vita ha raccolto migliaia e migliaia di pecore, capre, vacche, maiali. Questo, secondo il codice orgolese, non è rubare.
è ristabilire la giustizia distributiva. Una pensioncina, almeno una pensione piccola piccola, dice, e pare che a Nuoro gliel'abbiano promessa. L'isolamento in cui vivono i pastori è simile a quello a cui sono costretti i banditi nel Sopramonte, l'inaccessibile e selvaggio altipiano che sovrasta il paese, nel quale ancora oggi i latitanti trovano sicuro rifugio. Anche qui i boschi sono stati distrutti quasi interamente. Un tempo erano fittissimi. Ora restano a testimoniarne l'esistenza solo queste enormi querce, simili a quelle che il padre Antonio Bresciani descrisse nel suo bel libro sulla Sardegna. La maggior parte degli uomini sono pastori. A settembre scendono da queste montagne alle pianure dei dintorni, dove affittano i pascoli dai privati, e a giugno ritornano qui, nei terreni del comune di Orgosolo. Proprio sulla strada del Sopramonte abbiamo incontrato per caso Peppeddu e lo abbiamo riconosciuto. Peppeddu è il ragazzino del film Banditi a Orgosolo. Dopo la breve parentesi cinematografica è ritornato a fare il servo pastore, come prima. La tesi del film di De Seta è sempre valida. Per il pastore orgolese basta una piccola occasione, basta un passo falso, un malinteso, un semplice sospetto per spingerlo a darsi alla macchia. Il pastore è solo e il branco costituisce la sua unica risorsa. Se lui va in prigione, anche semplicemente in attesa di giudizio, chi baderà al branco? Bisogna affidarlo a estranei e in poco tempo deperirà, andrà distrutto. Perché il branco dipende dal pastore, è una parte di lui, è sangue suo, come un figlio. Queste forme arcaiche di vita sono regolate rigidamente da leggi arcaiche, che hanno assicurato nei millenni la sopravvivenza della comunità. Per cambiare queste forme di vita non basta operare dall'esterno. È inutile, per esempio, costruire un paese come questo, inventare il nome di Pratobello e aspettare che un certo numero di famiglie metta la roba sui carri e vada a stabilircisi. Pratobello è rimasto deserto. La chiesa, il municipio, la scuola, le case, tutto vuoto. Solo i carabinieri hanno preso possesso di un vasto caseggiato, dove vivono anche loro isolati, come in un avamposto. Spesso si critica l'operato dei carabinieri in Sardegna, ma la vita non è facile, nemmeno per loro. Sono sempre in guerra, sempre in pericolo, e più esposti degli stessi banditi ai quali danno la caccia. Chiunque li può riconoscere a distanza, mentre non sempre i loro binocoli distinguono il bandito dal pastore. La macchia, che sembra silenziosa e deserta, spesso è insidiosamente popolata. E le caserme sono isolate come fortini nel deserto. Questo è il passo di Correboi, tristemente famoso. Negli ultimi anni si sono verificate qui più di 90 rapine. Chi passa per questa strada incassata rischia di trovarsi alla mercé dei banditi senza possibilità di scampo. Per questo al passo di Correboi c'è sempre una camionetta dei carabinieri che aspetta la corriera. La preleva qui e la scorta poi lungo il percorso più pericoloso. Gli orgolesi hanno una cattiva fama davvero. Perciò se una corriera viene bloccata, se un ufficio postale viene svaligiato, se un branco viene rubato, i sospetti ricadono sempre su di loro. Tuttavia, gli orgolesi non sono i soli. Proprio ultimamente si è verificato un fatto strano di cui i giornali isolani hanno parlato. Proprio loro, gli orgolesi, sono stati derubati di un branco di vacche. È stato scoperto dagli interessati che il branco era in un cortile di Fonni. Una delegazione è stata inviata per trattare. Ma quando gli orgolesi hanno preteso la restituzione del branco, gli interessati hanno risposto a fucilate. Così la delegazione orgolese è assediata in un'osteria, ha alzato bandiera bianca e ha chiesto una volta tanto la protezione dei carabinieri. Ma non finirà così, dicono.
Diretti a Fonni attraversiamo Mamoiada, famosa per le sue maschere di legno di tipo africano. Siamo nel cuore della Sardegna, dove non arrivarono mai né i cartaginesi né i romani, nel cuore dell'antichissima civiltà nuragica. Fonni è il paese più alto dell'isola ed è anche uno dei più caratteristici. Questo è il santuario della Vergine dei Martiri. Nella settimana di Pentecoste si svolge qui una grande sagra. Dai paesi della Barbagia e dell'Alta Ogliastra affluiscono i fedeli. I mercanti si installano nelle loggette intorno al grande cortile. Si beve, si balla. Ma dopo la festa, il paese ritorna silenzioso e severo, come ora. Un paese dove vediamo soltanto vecchi. Magari ragazzini. E donne. Soprattutto donne, serie, indaffarate. Sono esse le custodi della casa e del paese, le sagge amministratrici di questa antica povertà. Gli uomini sono in campagna dietro i loro branchi, vanno a svernare in pianura come i loro vicini di Orgosolo e tornano solo a giugno sulla montagna. La vita abitualmente si svolge senza di loro. Fonni è come un paese di semivedove, di rustiche Penelopi che aspettano sempre il ritorno dei loro nomadi mariti. E si sentono questi spazi vuoti, questi silenzi. C'è a volte nel volto di queste donne una tenerezza che appare per un momento e subito sparisce. Guardando queste case, molte delle quali hanno ancora il tetto coperto di lastre di sughero, mi viene fatto di pensare all'inverno, che qui è più rigido e più lungo, e ho un'immagine esatta della Sardegna quale doveva essere nei tempi antichi. L'immagine, voglio dire, di una Sardegna immobile nel tempo, chiusa nelle sue forme di economia medievale, nelle quali si rifugiava per difendersi e per sopravvivere. A pochi chilometri da Fonni c'è la diga di Perdasfittas, una delle opere più importanti compiute in questi ultimi anni. Costeggiamo il lago artificiale proseguendo verso Tiana. Non solo il paesaggio qui è cambiato, ma anche il clima è stato sensibilmente modificato. Molti comuni che non avevano l'acqua ora ce l'hanno e gli impianti di irrigazione trasformeranno in pochi anni le sottostanti vallate e la pianura. Siamo ormai in vista di Cima Bruncuspinu e di Punta la Marmora. Ci stiamo avvicinando a Tonara, un grosso paese di 4.000 abitanti, famoso per i suoi artigiani. Alcuni fabbricano cucchiai di legno, taglieri, ciotole, pale per il forno. Altri campanacci per le pecore e per le mucche. Abbiamo trovato sulla nostra strada, proprio all'ingresso del paese, uno di questi artigiani e siamo entrati nella sua officina per vederlo al lavoro. L'artigiano ci spiega la tecnica della costruzione dei campanacci, che vengono modellati sull'incudine, saldati e infine accordati acconciamente. A colpi di martello si ottiene per ognuno l'intonazione voluta dal pastore. Di questi artigiani ormai se ne incontrano ben pochi, nonostante che la richiesta dei campanacci non sia affatto diminuita. E questo qui non è saldato, questo ancora non è saldato, questo è, diciamo, non è saldato quello. Questo è proprio prima di saldarlo, Ma il suono poi come lo regolate? Il suono dopo che le togliamo dai crogioli, a ognuno insomma si prende, battendo col martello, si batte col martello finché a ognuno viene il suono che più desiderano i pastori.
colpo di più, un colpo di meno, Sì, cambia. un colpo di più, un colpo di meno, cambia il suono, ogni colpo cambia il suono. Anche questo buco che qui c'è qui, per esempio, Sì, anche quello serve per serve dargli a il suono. modificare. Per modificare il suono. Cioè, finito il campanaccio, lei prende L'osso l'osso, si suona, ogni colpo si prova finché non si sente che è arrivato il suono che tu preferisce. Ma quando i pastori comprano questi campani, loro si preoccupano del suono? È interessante tutto il suono, si preoccupano solo del suono, perché si riprendono tutti distinti l'uno dall'altro, anche da lontano loro devono distinguere tal capo che ha tal pezzo di ferro e in tal posto, tal capo che ha tal suono e in tal posto, si accorgono da lontano, Si distinguono dal suono, tal capo perché ogni e in tal pastore conosce la pecora, Ogni ogni pastore pecora del conosce, prato. ogni pecora ha tal campanaccio e quindi loro si accorgono anche se una manca, perché tal suono non lo sentono, dicono, beh, specialmente quando è annebbiato, d'inverno, insomma di notte, si accorgono dai Perché al buio, campanacci, in mezzo alla nebbia loro loro riconoscono. dal suono dicono tal suono non manca, quindi tal pecora può mancare, tal vacca può mancare, perché tal campanaccio non si Ma sente. questi sono da pecora o da vacca? Questi sono da pecora. Ma Questi lunghi sono da vacca. questi sono, Sì, questi sì. Sono da capra e da vacca. Triste che ne consolo, vuoi consolo, sempre dammene me. Anche qui siamo a 1000 metri sul mare, in mezzo ai fitti boschi di castagni. La località è incantevole, ma fino a poco tempo fa non era facile venire qui in villeggiatura. La regione sarda ha trasformato in albergo una bella villa padronale. In tutti i paesi della Sardegna i costumi tradizionali vengono indossati ormai solo in occasioni di feste, di sagre paesane o di cavalcate folcloristiche. Solo a Desulo e in altri 2 o 3 paesi del centro lo si porta abitualmente anche nei giorni di lavoro. Quello delle donne di Desulo è uno dei più bei costumi dell'isola, forse il più bello, nella sua sobria eleganza. Di panno rosso, con guarnizioni turchine e gialle dalla balza della lunga sottana alla graziosa cuffia, ed è arricchito di bottoni di filigrana d'oro o d'argento. Le vedove vestono di nero con la camicia bianca a sbuffi. Non si vedono uomini. Anche qui sono fuori, in campagna, al pascolo. Questa un tempo doveva essere la condizione costante di tutta la Sardegna, paese pastorale e matriarcale. Alle donne era affidata non soltanto la cura della casa, ma quella dell'intera comunità. Anzi, la comunità stabile era, come ancora qui a Desulo, a Tonara, a Fonni, costituita dalle donne, regolatrici dei rapporti sociali, custodi delle tradizioni e delle memorie. L'uomo era, e in parte è ancora, un nomade irriducibilmente individualista e anarchico. Questa ragazzina che passa, tutta compiaciuta della nostra attenzione, ci copre di insulti e ride. In questo caso gli insulti sono una specie di scongiuro. Penso che se gli uomini fossero presenti, queste donne non sarebbero così schive e selvatiche. Sanno bene che non hanno niente da temere da noi, forestieri di passaggio, ma temono le chiacchiere dei vicini e la suscettibilità sospettosa degli assenti. Il pane è una delle occupazioni più importanti della donna. Le donne in questi paesi dedicano alla manipolazione e alla cottura dell'alimento fondamentale le cure e le attenzioni che altrove sono riservate alla buona cucina. Il pane è la sola cosa che il pastore si porta da casa quando va a svernare in pianura. Una provvista che deve durare mesi e mesi. E costituisce anche il legame con la casa, con la donna lontana. Tutto ciò che riguarda il pane ha qualcosa di sacrale. E io so bene con quale fatica queste donne sopportino ora i nostri sguardi indiscreti.
Lasciando Desulo, ci fermiamo a chiedere notizie di Antonio Casula, detto Montanaru, uno dei maggiori poeti dialettali della Sardegna. E ci imbattiamo proprio nella signora Casula, che veste il greve costume vedovile, e ci parla con commozione del marito, scomparso da qualche anno. Con questo saluto, civile e al tempo stesso irrimediabilmente distaccato e lontano, lasciamo Desulo e ci dirigiamo verso Arizzo. Fino a poco tempo fa, le case di Arizzo erano come quelle di Tonara e di Desulo. Ma oltre ai cucchiai di legno, gli arizzesi avevano un'altra fonte di guadagno. La neve che si accumulava d'inverno nelle loro montagne di Genne Crobu e di Funtana Cungiada. Essi la raccoglievano, la pressavano in grotte e depositi sotterranei e poi la vendevano a Cagliari e in altre parti dell'isola. Sulla scia dei loro padri, gli arizzesi si sono trasformati in commercianti e alcuni hanno anche fatto quattrini. Ma il paese ha perduto il suo antico carattere. Seulo dista da Arizzo pochi chilometri e gli somiglia. Inoltrandoci in questa vallata spoglia e desolata, non possiamo fare a meno di pensare che appena pochi anni fa qui cominciava il regno incontrastato della malaria, dalla quale si salvavano a malapena i paesi della montagna. Bastava scendere sotto i 1000 metri per essere esposti al pericolo della febbre, che fin dai tempi più antichi aveva avvelenato il clima dell'isola. A mano che scendiamo verso Usassai, i boschi si fanno più radi. Lo stesso paesaggio sembra portare ancora impressi i segni del flagello millenario dal quale pareva che l'isola non sarebbe mai riuscita a liberarsi. Ma la scienza moderna, la solidarietà e la tenacia degli uomini hanno compiuto il miracolo. Nel 1946 sbarcò a Cagliari il dottor John Logan dell'Istituto Rockefeller, il quale diede inizio al grandioso esperimento. Per prima cosa furono organizzati gli uffici e il quartiere generale di quel piccolo esercito internazionale che si chiamò ERLAS, ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna. Si trattava di combattere a fondo la malaria distruggendo completamente la zanzara anofelica, che con la sua puntura trasmette i germi dell'infezione. L'intera isola, compreso il massiccio centrale che abbiamo appena attraversato, venne divisa in regioni. Ogni regione in province, ogni provincia in settori, ogni settore in distretti. L'UNRWA contribuiva alla realizzazione del progetto con 2 miliardi di lire, con autocarri e con DDT. Un manipolo di specialisti dirigeva le operazioni sul terreno e addestrava il personale che veniva reclutato sul posto. 32.000 uomini in tutto, provenienti da ogni ceto.
Si disinfestavano le case, le chiese, i campanili, i nuraghe. Si irroravano le acque stagnanti e i fiumi per distruggere le larve. Si scavava, si prosciugava, si combatteva su un fronte di 26.000 chilometri quadrati, ricorrendo al lanciafiamme e all'aeroplano, sfruttando per questa lotta benefica e redentrice le stesse forze che erano state mobilitate per la guerra. Nel giro di alcuni anni le zanzare furono completamente distrutte e la malaria, che in Sardegna aveva avuto sempre un carattere endemico, sparì completamente. È da questo momento che comincia la vera rinascita dell'isola. A che cosa sarebbero servite le opere di bonifica e i grandi laghi artificiali come questo del Flumendosa? Chi avrebbe costruito le sue dighe alte 119 metri? E a chi servirebbero i suoi 600 milioni di metri cubi d'acqua senza l'opera miracolosa dell'Erlas? Sarebbe tutto inutile se la malaria continuasse a falciare come prima un bambino su 2. Viene fatto di chiedersi: come hanno potuto resistere per tanti secoli? Già. Come abbiamo resistito? Perché io credo che la malaria esistesse in Sardegna anche prima che gli storici ne parlassero. I nostri padri più antichi erano anch'essi malarici. Ecco lassù le loro tombe, nel fianco di quella montagna scavate nella viva roccia. Domus Deianas, case delle fate. E malarici dovevano essere anche i costruttori dei nuraghe. Malarici e piccoli, benché queste torri ciclopiche facciano pensare a un popolo di giganti. Questa è la fortezza della città nuragica di Barumini, scoperta e riportata alla luce recentemente dall'archeologo Giovanni Lilliu. Ci sono in tutta l'isola circa 7.000 nuraghe, disposti nei punti strategici. Alcuni risalgono al 2500 a.C., altri sono stati costruiti in epoca più recente. Un vasto sistema difensivo che doveva proteggere l'isola dalle minacce di invasione dal mare. Questo è il grande nuraghe di Sant'Antine, che fa parte del complesso noto sotto il nome di Reggia Nuragica di Torralba, dove in caso di pericolo si rifugiavano gli abitanti dei villaggi circostanti. L'ingresso alle torri, i corridoi, i cammini di ronda. La lotta che questo popolo di costruttori e di guerrieri combatté prima contro Cartagine, poi contro Roma per la propria indipendenza fu lunga e durissima. Sconfitti i cartaginesi, i romani si insediarono sulle coste e nelle pianure più fertili, mentre i sardi continuarono a battersi sulle montagne dove si erano rifugiati, come gli indiani d'America al tempo della conquista europea. Questa lotta senza quartiere continuò per secoli, mentre Roma costruiva città come questa di Nora, poco lontana da Cagliari, con templi superbi, statue, anfiteatri. Imponeva le proprie leggi e la propria lingua. I pastori guerrieri stavano asserragliati nelle loro montagne, nei loro nuraghe, e ogni tanto scendevano a valle a predare. Ogni tanto i romani organizzavano una spedizione, ma senza mai arrivare nel cuore dell'isola. E intanto continuavano ad aprire strade, a costruire ponti e acquedotti, a esportare schiavi. L'isolamento dei pastori guerrieri durò anche nei secoli successivi e immutati restarono i loro rapporti con le popolazioni della pianura sottomesse ai conquistatori. Così si spiega come nell'interno dell'isola si siano conservati usi e costumi antichissimi, come per esempio quello di aggiogare i buoi per le corna, o di fabbricare i carri con le ruote piene, come questo. Quasi senza lasciare traccia passarono Vandali e Bizantini, ma Genova e Pisa lasciarono tracce profonde della loro alta civiltà. Questo fu certamente uno dei periodi più interessanti e più ricchi della storia isolana. Le chiese romaniche che ora vediamo isolate in mezzo alla campagna deserta, come San Pietro di Sorres, erano circondate da centri urbani ricchi e popolosi. Sant'Antioco di Bisarcio fu costruita nel secolo XII da maestranze pisane e francesi per volere del giudice di Gallura Torgotorio II Gunale. Nel Medioevo Bisarcio era una fiorente città vescovile. Anche l'abbazia della Santissima Trinità di Saccargia risale al XII secolo.
È il più bello esemplare di architettura romanico-pisana della Sardegna. Vivono qui come due eremiti due vecchi coniugi, ai quali è affidata la custodia della chiesa e di ciò che rimane dell'antica zia. Quanti anni sono che è qui lei? 72 anni ci sono io, ho 72 anni. 72 anni, i suoi figli sono nati qui? Sì, sì. Nati in paese. In paese sono nati. Ah, Fatti c'era grandi mia qui. mamma. sì. Fatti grandi qui. Senta, lei ha conosciuto Piero Cao. Sì, signore. Mi dica cosa faceva qui? E lavorava qui, no? Ha restaurato lui la Sì. chiesa? Dentro. No, Sì. ha spostato, non restaurato. Dentro. Intonaco, no. Ha levato tutto l'intonaco. E lui abitava qui? Sì, dormiva qui. Piero Cao era uno strano tipo di intellettuale che nella confusione del dopoguerra vestì abusivamente il saio dei domenicani e si mise a restaurare per conto suo le chiese romaniche sparse per la Sardegna. Santa Maria Navarrese, invece, che si vuole risalga all'anno 1000, nacque come chiesa campestre all'ombra dei secolari e giganteschi olivastri sulla costa orientale. La leggenda vuole che sia stata edificata in seguito a un voto della figlia di un re di Navarra, scampata una tempesta. Poco lontano sorge un torrione spagnolo, tozzo, senza maestà architettonica, simile a tanti altri disseminati lungo le coste a scopo difensivo. Accanto a una di queste torri spagnole tra Alghero e Portoconte ci siamo fermati per assistere a uno spettacolo inconsueto. Il restauro del nuraghe di Palmavera, cittadella fortificata che dominava questa importante posizione strategica. Non a caso troviamo qui, oltre alla torre di guardia spagnola, alcuni bunker tedeschi. Sono disseminati un po' dappertutto. La loro storia è nel diario di guerra dell'ammiraglio Dönitz, nel quale si leggono queste parole. Il Führer non è d'accordo che il punto più probabile di un'invasione sia la Sicilia. Secondo la sua opinione, i documenti anglosassoni scoperti confermano che l'attacco sarà diretto contro la Sardegna. I famosi documenti di cui parla Dönitz erano quelli della cosiddetta Operazione Cadavere, stratagemma del controspionaggio inglese, in seguito al quale i tedeschi, tratti in inganno, costruirono lungo le coste questi enormi funghi di cemento, ma lo sbarco che temevano avvenne in Sicilia. Lasciandoci alle spalle questo torrione spagnolo che sorge alle porte di Arbatax, chiudiamo la nostra breve parentesi storica e riprendiamo il nostro itinerario. In questo paesaggio intatto, nitido e silenzioso, sta sorgendo rapidamente un grande complesso industriale. Tra poco tempo qui ci sarà una grande cartiera, un villaggio con il suo scalo per le merci e persino un aeroporto. E ci sarà lavoro per molti operai dei paesi vicini, e tutta l'Ogliastra se ne avvantaggerà. A 600 metri sul livello del mare, sopra Arbatax, è un grosso paese che ci appare subito tutto animato e alacre nella limpida aria mattutina. Ha un nome musicale, Lanusei. È l'ora del mercato e molta gente è venuta dai paesi vicini a fare le compere o a portare roba da vendere. La parlata un poco cantilenante risente di quella del Campidano e anche la gente veste allo stesso modo. Queste donne anziane, dal giubbetto nero sulla bianca camicia, che si mescolano alle studentesse. Io, Villa Cidrese, mi sento un poco a casa mia. Anche qui la campagna è ricca, ubertosa. Anche qui si coltivano alberi da frutta, mandorli, ulivi. Il clima risente della vicinanza del mare e della montagna. La sola cosa che manca per fare di Lanusei uno dei più bei posti di villeggiatura sono gli alberghi. In compenso la vita qui costa poco e chi volesse rinunciare a qualche piccola comodità potrebbe passarvi delle vacanze deliziose. Ci lasciamo alle spalle Lanusei, Arbatax e il mare e ci addentriamo di nuovo tra le ferrigne montagne dell'Ogliastra, diretti verso il nord. Il primo paese che incontriamo è Baunei, che dicono sia stato fondato nel X secolo da un capraio.
Gli abitanti sono famosi per la loro lealtà e la schiettezza dei sentimenti, oltre che per il pane di ghiande. Ora non si confeziona più a Baunei questo tipo di pane, e certamente molte di queste ragazze che vediamo non lo hanno forse mai assaggiato. Ma mi dicono che ci sono delle vecchie che ne conoscono la ricetta, e ogni tanto l'oscuro pane nuragico riappare sulle bianche tovaglie, non in occasione di feste o di altre ricorrenze, ma come per una rievocazione rituale della preistoria. Stiamo risalendo in senso inverso una vallata quasi parallela a quella che ieri abbiamo percorso scendendo da Arizzo al mare. Montagne nude, selvagge, nelle quali si stanno facendo grandi lavori di rimboschimento e perfezionando strade come l'orientale sarda. Alla nostra destra la cresta di Monte Bardia che ci toglie la vista del mare, che non si immaginerebbe tanto vicino. Invece basta attraversare una galleria per arrivarci in pochi minuti. Cala Gonone è una delle spiagge sarde più belle e più frequentate, famosa e celebrata anche prima del boom turistico, per le sue stupende grotte sottomarine, nelle quali vivono alcuni branchi di foche, gli unici esemplari di questa specie particolare che nell'era glaciale era diffusa nel Mediterraneo. Già cominciano ad arrivare i primi turisti, anche se la stagione è appena iniziata. Mi ricordo di esserci venuto dopo la lettura del libro del russo Semenev, che fu qui all'inizio del secolo quando Cala Gonone era una spiaggia deserta e vi stette in solitudine per alcune settimane. Continuando la strada verso Dorgali, il paese dei 4 studenti di Orgosolo, ci mettiamo alla ricerca del villaggio preistorico di Serra Orrios e ci fermiamo per chiedere notizie a un pastore che abita in uno stazzo. Egli ci accoglie con l'abituale cortesia dei sardi e ci dà le informazioni richieste. Il villaggio in linea d'aria non è lontano, ma noi siamo fuori strada. Dovremo fare un lungo giro per arrivarci. E poi sta per scendere la notte. Ormai è inutile affrettarsi e perciò tanto vale che ci fermiamo a bere e a fare 4 chiacchiere. Non ci resta che accettare l'invito, tanto più che la moglie è già corsa in cantina a prendere una bottiglia. Eccola che torna con il vassoio. Ma è lui, il marito, che versa il vino nei bicchieri. Se fossimo entrati in casa, sarebbe stata la moglie a servirci. Ma qui fuori, la cosa si sbriga tra uomini, alla svelta. Benché il bere insieme qui in Sardegna sia sempre un fatto che ha qualcosa di rituale, di solenne. Abbiamo rinunciato al villaggio preistorico di Serra Orrios e siamo ora sulla strada che porta alla diga del Posada, di cui mi fermo a chiedere notizie. A darmele è un ragazzo che mi ricorda Peppeddu, il servetto pastore di Orgosolo, l'interprete del film di De Seta. Oh, buongiorno. Come va? Bene. Brutto tempo? Così, Così. È piovuto prima? Sì. Ma l'aspettate l'acqua qui, eh? Sì. Da dove vieni tu? Da qua, da dentro alla capanna. Ah, sì, ma il tuo paese qual è? Lodè. Lodè. Lontano di qui? 3 o 4 ore. 3-4 ore di strada a piedi, col branco. Dove c'era il branco lì? Quello lì. Quelle che sono che pascolano. E tu come ti chiami? Paolino. Quanti anni hai? 14. 14. E sei solo qui? Lavori solo qui? Sì. Senti, cosa sono quelle case laggiù? Quelle? Sono gli uffici.
Gli uffici della diga come... Ah, della diga, ma la diga non si vede. No. Bisogna andare più in là per vedere la diga. La diga è lunga 341 metri. Il lago è capace di contenere 28 milioni di metri cubi d'acqua. La diga del Posada è l'ultima costruita in ordine di tempo e fa parte del programma quindicennale della Cassa del Mezzogiorno, che comprende una quindicina di grandi laghi artificiali. Alcuni già funzionanti, come il Cigerri, 12 milioni di metri cubi, il Cedrino, 50 milioni di metri cubi, altri in via di realizzazione. Per capire l'importanza di opere di questa portata, non bisogna dimenticare che la siccità è un'altra grave piaga della Sardegna. Qui per mesi non piove. La media delle precipitazioni è appena un quinto di quella della Calabria, altra regione siccitosa. Il piccolo paese di Torpea, a valle della diga di Posada, non ha ancora fatto a tempo a trarre alcun beneficio da questa opera destinata a irrigare e a trasformare migliaia di ettari di terra. Ci auguriamo che questa desolazione, questa miseria delle cose e degli uomini, non sia tra breve altro che un'immagine del passato. I lavori della diga sono appena ultimati e ora bisogna procedere a quelli necessari per portare l'acqua nei campi. E con l'acqua verranno mezzi di coltivazione più progredita. Ma perché queste opere grandiose diano tutti i loro frutti, è necessario che gli agricoltori ricevano un'adeguata preparazione tecnica e acquistino una più profonda coscienza sociale. Si pensi che nel Campidano di Cagliari l'ostacolo maggiore che impedisce di utilizzare per l'irrigazione le riserve idriche del Flumendosa è l'eccessivo frazionamento della proprietà che aumenta di generazione in generazione. Per cui si impongono gli stessi provvedimenti di legge adottati in altre regioni dell'Italia settentrionale dove si era verificato lo stesso fenomeno. Il Coghinas è il secondo dei grandi laghi artificiali sardi. Viene subito dopo il Tirso, anche in ordine di tempo. È formato dal Rio Manno di Ozieri e dal Rio Manno di Berchidda e ha una superficie di 20 km quadrati. Il suo impianto idroelettrico entrò in funzione nel 1937 e fu il primo impianto in caverna realizzato in Italia. La diga è lunga 185 metri e alta 58. Come l'Olanda si difende con le dighe dalle inondazioni, così la Sardegna si serve delle dighe per difendersi dalla siccità. Scendiamo ora verso le pianure che hanno risentito, e più ancora in avvenire risentiranno, dei benefici della diga del Coghinas. Attraversiamo Oschiri con la sua bella cattedrale dalle cupole rosse che spicca da lontano e sovrasta il paese sullo sfondo della catena di Limbara che delimita la pianura. Questo centro di allevatori di bestiame è uno dei più importanti nella pianura del Logudoro. Ozieri è sempre stato, anche in antico, il paese di ricchi proprietari di bestiame e di terre. Nel Medioevo era il capoluogo della curatoria di Monte Acuto, nel giudicato di Arborea. Sotto gli aragonesi divenne possedimento feudale. Poi re Carlo Alberto la eresse al libero comune. Ora fa più di 12.000 abitanti e va acquistando sempre di più l'aspetto di una piccola città. Con l'incremento dell'agricoltura, Ozieri è destinata a mantenere la sua posizione preminente nel Logudoro. Qui nella Sardegna settentrionale la proprietà è assai meno frazionata, proprio perché fino a poco tempo fa la terra era meno ricca. Le proprietà erano costituite da grandi estensioni di pascolo, dove le mandrie e vaccine venivano allevate allo stato brado. Attraversiamo una campagna sempre più ricca e popolosa. Si comincia a vedere silos, case coloniche. I segni di una trasformazione già in atto e in continuo progresso. Molte di queste terre, inoltre, sono passate all'Etfas, in seguito allo Scorporo. Ed ecco Ardara, un tempo capitale del Logudoro e residenza dei giudici. È ora un povero villaggio. Qui, nel 1135, si tenne il Concilio Nazionale Sardo. Siamo ormai sulla strada di Sassari, l'antica capitale del giudicato di Torres, e da Sassari inizieremo la terza e ultima parte del nostro itinerario nel tempo.